Erano 2 delle pretendenti alla vittoria finale. Il campionato del Vade è virato completamente sull'ingresso ai playoff, quello della Saremese addirittura sulla lotta a salvezza. Il Chittolina non è solo derby ligure, ma forse anche delle deluse del campionato. Gara frizzante nei primi 45 minuti e Vado che passa in vantaggio col più classico dei gol dell'ex. Diego Vita al primo minuto addomestica un lancio dalle retrovie e Fredda Maffi per il gol lampo dei padroni di casa. Il pareggio della Saremese arriva al 20°, scorribanda sulla sinistra di D'Antoni, il suo suggerimento a centro area buca la difesa ospite, arriva sui piedi di Gulli che comodamente realizza l'1-1. La Saremese finisce in avanti la prima frazione, come dimostrano le immagini di Nico Cosentino, prima una conclusione dal limite che sfiora il palo, poi un intervento di Bellocci che sbroglia una situazione complicata. Ripresa dai ritmi decisamente più bassi, il primo caldo e tante sostituzioni condizionano l'andamento di un match in cui il Vado cerca l'ultima parola ma non la trova per un intervento sulla linea di un giocatore matuziano. Al Chitolina termina con un 1-1 che non accontenta nessuno, un po' come la stagione di Vado e Sanremese.